Le donazioni stanno andando anche avanti bene, fermo restando l'ultimo mese con un po' di carenza, però per quanto riguarda globuli rossi, sangue intero, abbiamo l'autosufficienza sia a livello regionale che anche nazionale. Autosufficienza che però non deve far abbassare la guardia. Quello che stiamo chiedendo ai nostri donatori è uno sforzo maggiore riferito alla donazione di plasma. La donazione di plasma siamo autosufficienti al 70% e abbiamo necessità assoluta di arrivare quasi al 100%. Carenza di plasma a cui attualmente si sta sopperendo acquistandolo dall'estero. Ma Avis rassicura, è sicuro ma ha un costo. All'estero chi dona viene remunerato, cosa che nel nostro paese non avviene. Plasma necessario per produrre medicinali salvavita ed emoderivati. Il messaggio forte: andiamo a donare anche il plasma, assolutamente necessario. Abbiamo delle patologie particolari che necessitano giornalmente di questi salvavita. Fanno ben sperare i numeri in aumento delle tipizzazioni dopo il messaggio lanciato dal noto influencer Fedez, un effetto che si è notato anche in Veneto, ma la Presidente si augura che questi diventino donatori regolari. L'abbiamo visto, quello che mi auguro che queste persone che si sono avvicinate comunque al dono poi diano continuità, perché altrimenti diventa un fuoco di paglia, nel senso che poi non avremo più i donatori. Come la nostra associazione ha necessità assoluta di avere un ricambio